Per portare i saluti miei personali, quelli dell'amministrazione comunale di Connese, voi tutti che siete qua riuniti per questo vostro incontro. Allora, l'argomento, come diciamo così, no? Che riguarda noi tutti, riguardano tutta la Sardegna, riguardano tutte le gente, le popolazioni, questo binoglio fra cultura e lavoro, di cercare in qualche misura la storia che ci riguarda, da cui trovare la possibilità di nuova occupazione, perché quella che stiamo attraversando, noi tutti lo sappiamo, è una grave crisi industriale di occupazione inaudita, no? Con risvolti non solo occupazionali ed economici, ma con risvolti sociali che hanno assunto aspetti drammatici in tutti i territori. Io ovviamente conosco molto bene questo, di cui sono sindaco, ma tutti i territori del Sulcis di Gresiento, ma la questione è analoga in tutta la Sardegna, in tutta l'Italia. E siccome non voglio fare molto spazio nei vostri lavori, alcune cose però mi preme dirle, avrei piacere di dirle qui con voi, perché le cose che diceva Marco e adesso Carlo sono cose condivisibili, sulle quali occorre fare alcune riflessioni. Questo territorio è un territorio con una cultura industriale che viene da 40 anni, 50 anni a questa parte. Prima la nostra storia era ovviamente una storia mineraria, 150 anni di estrazione di miniera, che hanno, come dire, anche provato il nostro territorio dal punto di vista della sua no, territorio sventrato, distrutto, con, lo diceva anche lui nella relazione, con conseguenze drammatiche dal punto di vista dell'inquinamento. Ma certamente occorre capire che cosa fare adesso, no? Noi dobbiamo difendere questo polo industriale, perché in questo momento non abbiamo alternative, tanto è vero che le battaglie forti che si stanno facendo sono in difesa, una battaglia di difesa, barricate. Però come viene fuori la questione della grande distruzione dell'industria in Sardegna, così come un po' dappertutto? No? Si è parlato di globalizzazione, sono temi importanti che tocco soltanto per far capire quello che voglio dire. La globalizzazione ha avuto un ruolo determinante in queste cose. Tutte le industrie di questo nostro territorio, ad esempio il Sulcis di Gresiento, sono governate da multinazionali, no? Pensate all'Alumina, governata dalla Russia, una società russa, società di capitali. Pensate alla Portovesme SRL, che gestisce il Chiodo, il Zinco, eccetera, Svizzera, le cui scelte vengono fatte proprio lì. Pensate all'Alcoa, battaglia non vinta, ma in qualche modo si è cercato di attenuare di questi giorni, americana, a Pittsburgh si prendono le decisioni, e ancora qua in Iglesias, la Rocco, una società che fabbrica lana di roccia danese, no? E gli assurdi delle questioni sono queste: abbiamo anche industrie che funzionano, che hanno la possibilità di stare sul mercato come questa di Iglesias, invece vengono smantellate, si dice delocalizzate, perché il costo della manodopera è certamente inferiore, e queste sono operazioni che vengono fatte un po' dappertutto. L'Alcoa non ha più interesse a stare qua perché il mercato mondiale non la costringe, gli fa fare scelte diverse. In Arabia Saudita viene un impianto 12 volte più grande di quello di Portovesme, con manodopera che potrebbe essere utilizzata, carne da macello sfruttata, perché certamente non avrà i costi che hanno qua. Non esistono i sindacati che rompono le scatole, non esistono diritti che vengono tutelati, e poi il costo dell'energia, che è il vero problema che sta in piedi, certamente che costerà molto meno, no? E quindi le riflessioni devono essere in maniera un pochino più approfondita, perché noi Sardegna non è che abbiamo un problema di energia, noi di energia ne produciamo tantissima, anche più di quella che ci serve, una maniera enorme. La produciamo l'abbiamo prodotta attraverso il carbone, è quella che abbiamo prodotto per un sacco di tempo. Abbiamo fatto un progetto integrato carbone centrale per realizzare la possibilità di essere autosufficienti dal punto di vista energetico in tutte le industrie di questo territorio, e adesso si fanno progetti, no, per la realizzazione, lo diceva Marco, per realizzare impianti eolici senza mettere i freni. Si era posto un freno un periodo dicendo che in Italia la possibilità di realizzare impianti eolici doveva essere limitata a un certo numero di megawatt. No, questa cosa è stata, come dire, invece riaperta, e probabilmente verranno in tantissimi, anzi non probabilmente, io lo so benissimo che verranno in tanti a fare la richiesta di progetti. In realtà ce ne sono 8.000 di richieste di progetti in Sardegna per realizzare impianti eolici. È una cosa inaudita, che ovviamente non va bene. È chiaro che l'indirizzo della produzione di energia deve essere rivolto verso le energie rinnovabili, verso il fotovoltaico, verso l'eolico, ma anche qui occorre prestare attenzione, perché la Sardegna non diventi un luogo nel quale le torri che svelano nel cielo servono per dare, attraverso i cavi di cui parlava lui, il Sacco, il Sapei, eccetera, eccetera, alla penisola italiana, altra possibilità di fare le cose. No, noi dobbiamo tenere conto di quello che abbiamo. Questa cultura industriale è quindi la crisi della cultura industriale è figlia di una globalizzazione mondiale, così come lo è stata in fin dei conti anche quella prodotta dalle miniere, che riguardano in particolare questo territorio. Anche le miniere
E questo è, voglio dire, un filo conduttore perenne della nostra storia di Sardi, no? Noi che forniamo manodopera sottopagata, questa è la storia di Nonnezza, manodopera sottopagata, non gente che dirige le miniere, non li ha dirette, noi abbiamo fornito manodopera a costi molto bassi, gente che è andata lì, abbiamo la nostra storia, abbiamo i nostri morti sul lavoro, gli eccidi, il sangue che voglio dire non è, no? E anche quelle erano le compagnie straniere che governavano le cose, no? Gli ungheresi in particolare, gli inglesi, le concessioni minerarie venivano affidate a questi, e abbiamo anche noi villaggio, noi abbiamo un villaggio che è una frazione di Cosenza che si chiama Norman, il nome ovviamente è il nome di un ingegnere minerario che aveva la concessione per gestire le miniere, oppure Villa Stefani, la villa del direttore, no? Le cose principali. Loro hanno lasciato il segno sul territorio, però nessuno ha pagato il pegno, per cui abbiamo un territorio, e qui anche lo Stato, qui anche la Regione, ovviamente, ovvero i governanti dello Stato, ovvero i governanti della Regione, che hanno partecipato gestendo le miniere nella fase finale, consentendo a lei di andare via senza pagare pegno, ci hanno lasciato i territori inquinati che oggi dobbiamo bonificare. I 74 ettari della palude Samassa di cui parlava lui, che cosa avvena? Non è un'area in cui ci sono solo McDonald's, come ha detto Marco, è un luogo nel quale ci sono anche c'è una vegetazione straordinaria dal punto di vista sia della flora che della fauna, e nessuno direbbe che quello è un luogo nel quale ci sono, voglio dire, invece le sostanze di cui si diceva, l'arsenio, cadmio, mercurio, abbiamo tutte le questioni, tutte le sostanze chimiche che venivano utilizzate per la scissione del minerale e fare in modo che è colato nelle terre della vicina, nessuno ha pagato, noi siamo ancora così, cercando di riappropriarci di queste aree perché le popolazioni la possono utilizzare a fini produttivi, e poi tutti i siti minerari, archeologici, che sono storia, quindi culture che possono essere valorizzate, qui la relazione tra l'uno e l'altro. Insomma, chiudo, vi passo la parola, rinnovando ovviamente i saluti da parte mia e da parte di noi tutti, augurandovi buon lavoro, cercando di essere, come dire, di essere una mano d'aiuto in questa situazione davvero drammatica che noi tutti abbiamo in Sardegna. Con un invito, e naturalmente lo faccio, un invito che tutte le forze, diciamo così, autonomiste della Sardegna, indipendentiste, tutte quelle che sono, facciano uno sforzo importante nell'interesse di tutti perché si ritrovi l'unità, che non è l'unità, voglio dire, forzata, ma l'unità di intenti con un obiettivo comune, perché altrimenti gli altri faranno sempre quello che vorranno e noi pagheremo sempre le conseguenze. Bravo.